Rieccoci Presidente. Solo un accenno, la viabilità come la trovate per la stagione che si apre e quindi anche le prospettive dei flussi? La viabilità purtroppo continua ad essere, come dire, un punto dolente dell'interlocuzione di questo territorio rispetto all'accesso delle spiagge. Io sento parlare di autostrada del mare da quando sono ragazzo, insomma confidiamo che possa essere messo in campo un progetto simile a quello che ad esempio la Regione del Veneto è riuscita a realizzare sulla Pedemontana, perché insomma è evidente che i flussi sono sempre maggiori. Il Covid in qualche modo ha riportato ancora di più i mercati di prossimità sulle nostre spiagge, e quindi quelli che sono i bacini storici di riferimento. Mi riferisco ai mercati di lingua tedesca in particolare, quindi Germania, Austria, Svizzera. È evidente insomma che su questo tema dobbiamo riuscire a essere più performanti. Insomma, pare che qualcosa si stia finalmente muovendo in questo senso, e quindi insomma siamo tutti fiduciosi che la possibilità di raggiungere le spiagge del Veneto, soprattutto nella parte orientale, possa migliorare in tempi relativamente brevi. Ecco, lei c'è un attimo che è arrivato un messaggio. L'Italia ha oltre 8.000 km di coste e non credo che ci siano scarsità di costa, tanto da prevedere bandi e concorsi. Se un'azienda estera volesse entrare in Italia ha tanta costa libera da richiedere, lasciando stare chi già lavora da 50 anni. Credo che questo sia un messaggio da un addetto ai lavori, anticipa la domanda che le volevo porre, e quindi della direttiva Bolkestein e della questione delle spiagge, che forse a questo punto è meglio diamo una risposta e spieghiamola però anche ai nostri telespettatori. Presidente, cosa sta succedendo? Allora guardi, innanzitutto mi lasci un attimo rispondere a questo messaggio, che si riferisce evidentemente al concetto di scarsità della risorsa, che è uno dei fondamenti su cui si basa la cosiddetta direttiva Bolkestein, che appunto insomma su questo tema ci sono, come dire, due grandi scuole di pensiero, e si è manifestata, si è cristallizzata in questi anni una contrapposizione quasi ideologica. Per chiarezza mi sento di dire subito che non esiste balneare italiano che sia felice di questa situazione, e quindi è del tutto evidente che insomma, oltre alle tante difficoltà che questo tipo di impresa continua a vivere, da troppi anni continuiamo a lavorare nell'incertezza normativa data dall'incapacità di tanti governi di centrodestra e di centrosinistra che in questi anni si sono succeduti, perché ricordiamo che la direttiva del 2006 e la criticità con le concessioni demaniali è iniziata addirittura nel 31/12/2009, e quindi in questi anni insomma non si è riusciti a produrre una soluzione legislativa idonea e in grado di risolvere una volta per tutte questo problema. Detto questo, poi ci sono state diverse reazioni anche dal punto di vista territoriale, e il Veneto probabilmente è uno di quei territori che ha per primo compreso che il termine del confronto non doveva essere la protesta e lo scontro, ma doveva essere quello di dedicare tempo, risorse ed energie a lavorare per produrre una soluzione, e quella soluzione probabilmente, quantomeno in termini di approccio, parte proprio da una storica collaborazione proprio con Regione del Veneto, che già nel 2002, quindi in epoca addirittura precedente l'adozione della direttiva Bolkestein, nell'emanare la legge 33, che è la legge che disciplina la materia turistica, andava ad individuare anche dei criteri che potessero essere impiegati proprio per il rilascio di nuove concessioni demaniali, dove però l'aspetto, come dire, centrale è il riconoscimento e la premialità di quanto è stato fatto sino a qui. Quindi, per tradurre con un concetto, per tentare di sintetizzare questo pensiero che è molto articolato e che, come dire, andrebbe così illustrato con molto tempo, i balneari del Veneto non si sono mai sottratti ad un confronto proattivo su questi temi, con grande senso di responsabilità hanno da sempre dato la disponibilità a rendersi partecipe ai percorsi di evidenza pubblica che prima o poi andranno affrontati. Quello che è del tutto evidente è che chi ha gestito bene
in maniera oculata ed attenta a un bene pubblico di grande importanza come le spiagge, in questo caso del Veneto, ebbene debba essere riconosciuto quanto è stato fatto sin qui. Noi siamo concessionari di un suolo che qualche decennio fa non aveva alcun valore. Le aziende che insistono in quel suolo sono aziende private, sono aziende che sono state costruite con decenni di sacrifici e di investimenti. Ebbene, quei sacrifici e quegli investimenti dovranno essere tenuti nella giusta considerazione, dovranno essere riconosciuti esattamente al pari di quella competenza, di quella capacità gestionale, di quel know-how che hanno fatto sì che le spiagge del Veneto rappresentino da sole il 50% dei numeri assoluti di questo fenomeno turistico, sia in termini di presenza che in termini di fatturato. Dopo leggo un altro messaggio, però voglio chiudere questo discorso, ma sostanzialmente adesso il dato di fatto attuale cos'è? Ci sarà una riassegnazione? Che cosa avverrà? Perché l'Europa poi stabilisce, noi recepiamo una direttiva e se no siamo sanzionabili e questo è ancora peggio. Quindi che cosa adesso c'è da aspettarsi per gli addetti ai lavori e poi dall'altra parte per i fruitori dei servizi delle spiagge per i turisti? Guardi, lo stato dell'arte ad oggi è molto semplice, premesso poi che in realtà la situazione è sempre molto fluida e quindi le cose possono cambiare in maniera molto veloce. Le concessioni demaniali sono di fatto scadute, come dicevo prima in premessa, il 31/12/2009, da quel momento in poi in qualche modo si è innescata una girandola di proroghe che aveva avuto il suo culmine con l'approvazione della legge 145/2018 che estendeva i titoli fino al 2033 e presupponeva al suo interno poi tutta un'attività di mappatura e di riorganizzazione del tema demaniale che per vicissitudini politiche legate alla caduta di quel governo, stiamo parlando all'epoca del Conte 1, poi non hanno avuto una loro attuazione e questo ha portato appunto prima alla dichiarazione di messa in mora da parte della Comunità Europea e a seguito ad una sentenza del Consiglio di Stato che in maniera molto netta, molto categorica, in qualche modo molto tranchant, segnava la fine di questo periodo e apriva la necessità di avviare questi percorsi di evidenza pubblica. Da qui il governo Draghi vota lo scorso agosto il DL Concorrenza, DL all'interno del quale viene anche inserita la questione balneare. Ad oggi questo è il punto di riferimento e quindi questo è il testo di legge che porterà da qui a molto poco, molto breve, l'attuazione di questi percorsi di evidenza pubblica. In Veneto, sin da subito, sin dall'approvazione del DL Concorrenza, si è iniziata un grande lavoro di interlocuzione e di sinergia tra gli operatori economici, i comuni, perché ricordiamo che poi queste cosiddette gare, questi percorsi di evidenza pubblica dovranno essere istruiti dagli enti locali, quindi dalle municipalità costiere, e la Regione del Veneto, proprio per condividere modalità e regolamenti. Siamo in attesa di avere una norma nazionale che ancora non avremo. C'è un tempo tecnico attraverso il quale il governo dovrà esercitare una delega, governo che, come ben sapete, peraltro in questi mesi è cambiato e quindi siamo passati da un approccio politico su questo tema che era quello del governo precedente ad un approccio diverso anche dal punto di vista concettuale. C'è un'interlocuzione con l'Europa per capire se vi saranno ancora degli spazi per mettere mano a questo disegno. La sensazione è quella che prima o poi si arriverà a questi percorsi di evidenza pubblica ed è per questo che vuol dire concorso, che vuol dire bandi di concorso, evidenza pubblica, giusto? Che vuol dire bandi di gara, che è un termine improprio. Insomma, il termine corretto è appunto percorsi di evidenza pubblica e quindi il tema qui è riassegnare le concessioni demaniali comunque in ottemperanza a quelle che sono le disposizioni non solo comunitarie ma dei principi di libera concorrenza. Siamo ormai quasi certi che prima o poi si arriverà a questo. L'incognita sarà appunto quella temporale, quindi capiremo se quella che è la data ad oggi, 31/12/23, sarà una data definitiva e quindi dal 1° gennaio
2024 ci troveremo in questa situazione o questa data potrà essere ancora differita di un po', ma il tema centrale è proprio quello che dicevo in premessa. Non ci siamo mai sottratti a questo confronto, abbiamo sempre dato dimostrazione di grande senso di responsabilità relativamente a questi temi, ma non si può cancellare con un colpo di spugna quello che è stato fatto in questi decenni. Le spiagge di Jesolo, i campeggi del Cavallino, la spiaggia di Bibione era qualcosa assolutamente privo di valore e di qualità qualche decennio fa. Noi non siamo in affitto di azienda, le nostre aziende non sono di proprietà pubblica, noi paghiamo un affitto di un suolo, il canone demaniale è il canone di utilizzo per un suolo pubblico, suolo che abbiamo saputo valorizzare creando i campeggi, creando gli stabilimenti balneari, creando i chioschi attrezzati, creando tutte quelle attività economiche che hanno reso il Veneto prima regione turistica italiana e che ogni anno impiegano diverse decine di migliaia di addetti sulla costa. Ebbene, questo valore deve essere riconosciuto e quindi le aziende dei balneari veneti devono essere riconosciute non solo in termini di valori economici, ma anche in termini di premialità rispetto al know-how. Certo. E questi saranno i criteri che ci inducono a pensare che riusciremo a ottenere la riassegnazione delle concessioni demaniali, ma chiediamo chiarezza a questo governo che si è sempre dimostrato molto vicino ai temi dell'impresa e quindi insomma confidiamo che anche in questa occasione ci sarà la possibilità di portare avanti in maniera proattiva questa interlocuzione, certo, che di fatto non si è mai interrotta. Quello che volevo chiedere, l'eventuale ALE a rischio potrebbe essere quello che partecipino delle entità, delle multinazionali, delle entità estere a questi bandi. Io semplifico per chi ci ascolta, bandi di concorso, bandi di assegnazione pubblica, quello che è, e quindi possono partecipare enti stranieri, altre realtà che non hanno operato nel settore o che anche alcune zone possono essere lasciate libere, aperte al pubblico, non privatizzate, quindi alla fruizione pubblica, perché tantissime persone lamentano che ormai sono pochissimi metri lasciati di spiaggia libera un po' ovunque, addirittura siamo arrivati al sud Italia che persino dove ci sono gli scogli sono riusciti a creare degli stabilimenti e questo da un lato può essere visto come un bene, dall'altro però sì, mortifica parte della spiaggia, insomma, per i liberi fruitori. Insomma, come funziona? Paura dell'estero che arriva o paura dell'assegnazione libera? Sì, allora sono due temi assolutamente d'attualità e opportuni, quelli che lei mette sul tavolo. È evidente che nel momento in cui viene aperta la possibilità della riassegnazione delle concessioni demaniali, come dire, il tema dell'intrusione straniera potenzialmente potrebbe anche esserci. A livello squisitamente personale non ho mai ritenuto che fosse questo il problema più grande. Ritengo tuttavia che la centralità rispetto a questo ragionamento sia quella legata a quanto dicevo poc'anzi, cioè guardate che il turismo balneare non è un business di per sé, è un business legato alla contingenza del territorio. Le spiagge di Jesolo non sono un problema del balneare di Jesolo, sono un problema della località, perché le spiagge di Jesolo servono per fruire principalmente il tessuto ricettivo locale, che è la spina dorsale dell'economia di questo territorio. Ho voluto portare questo esempio per la località che mi riguarda, ma insomma potrei applicarlo a Caorle piuttosto che a Sottomarina, piuttosto che a Bibione. Quindi io non credo che il tema sia quello, diciamo, del pericolo multinazionale, il tema è quello di scrivere delle regole chiare, soprattutto riconoscendo la premialità ed i meriti di chi fino ad oggi è stato un custode premuroso e attento di un bene pubblico, riconoscendogli il fatto che su quel bene pubblico ha saputo valorizzarlo, creando ricchezza, creando occupazione. E qui arrivo alla seconda parte della sua domanda, perché il tema delle aree libere è un tema molto importante, è un tema perché apre una interlocuzione ed un confronto su quale debba essere l'utilizzo di questi asset pubblici, quindi le spiagge,
È vero che va garantita la libera fruizione anche al turista non economico, e mi sento di dire che io ho l'onere e l'onore di rappresentare una regione che da questo punto di vista è assolutamente virtuosa, perché il libero accesso al mare, alle spiagge libere, alle spiagge non attrezzate è sempre stato consentito in tutte le località del Veneto, e quindi fortunatamente noi non abbiamo qui alcune criticità che insomma è anche arrivato il momento di riconoscerlo, appartengono ad altri territori, ad altre regioni costiere, però vede anche su questo a volte si consuma una contrapposizione quasi ideologica. I balneari scontano spesso un gap reputazionale dove vengono dipinti come dei soggetti economici che lucrano e si arricchiscono sfruttando un bene pubblico. Ebbene, questo identikit sicuramente non riguarda la categoria in generale, ma sicuramente non riguarda la categoria che io rappresento, il territorio che io rappresento. I balneari veneti sono persone serie che hanno sempre portato avanti sino a qui la propria attività di impresa anche in sinergia con il territorio. Vede, le poche concessioni demaniali che non andranno a gara sono venete e non andranno a gara perché quelle gare le hanno già fatte utilizzando uno strumento che è la legge 33, che presuppone anche degli investimenti importanti attraverso la realizzazione di opere di pubblica utilità in sinergia con gli enti locali che consentono principalmente la riqualificazione. Che cosa vuol dire? Che tradotto vuol dire che cosa? Cioè non andranno a gara perché sono già state assegnate al pubblico e quindi saranno spiagge fruibili libere? Cioè in parole semplici? No, sono già state assegnate. Il Veneto è l'unica regione, come dicevo in apertura, sì, che già ha fatto questo. Uno strumento normativo. Questo strumento normativo è già stato utilizzato da alcuni concessionari, certo. Ne abbiamo a Bibbione, ne abbiamo a Eraclea, ne abbiamo al Lido di Venezia, ne abbiamo a Sottomarina, e quindi questa è la dimostrazione della buona fede e della serietà, certo, del settore del comparto turistico balneare veneto, dove oltre a partecipare ai percorsi di evidenza pubblica e a ottenere la riassegnazione delle concessioni demaniali, si è anche ottenuta una riqualificazione territoriale, perché vede, la legge 33 presuppone che lei per ottenere una concessione pluriennale deve investire ad esempio fino a 2,5 milioni di euro, dove in questo dato c'è quasi 1 milione di opere pubbliche. Significa che quei denari vengono spesi dal privato per attuare degli interventi condivisi con la pubblica amministrazione che determinano una riqualificazione territoriale, quindi non vanno a beneficio esclusivamente dell'azienda e della clientela dell'azienda, ma vanno a beneficio anche della località e anche del territorio. L'ultimo caso è stato quello di Eraclea, dove l'anno scorso una società privata si è aggiudicata una di queste concessioni e in sinergia con il comune ha effettuato su quel territorio un importante intervento di riqualificazione, per cui la spiaggia di Eraclea oggi è una spiaggia dotata di molti comfort che fino a qualche tempo fa erano assolutamente impensabili. Certo. Benissimo, la interrompo un attimo, abbiamo poi dopo la pubblicità ancora qualche minuto da dedicare ad altri approfondimenti. Pubblicità, pochi secondi.